Bentrovati a tutti, tra i protagonisti di questa Sardegna che si racconta attraverso le parole più belle, attraverso i canti, i balli e soprattutto attraverso la sua forza. C'è lui, Giuliano Maruggiu, ben trovato. Ben trovato a te, grazie di questo invito, grazie di avermi voluto accanto ancora una volta. Accanto in un giorno speciale, devo dire. Per me tutti i giorni sono speciali, questo forse lo è in maniera particolare perché è uno di quei giorni, come dice una celebre canzone, in cui non rivedo soltanto tutta la mia vita, ma anche il piacere di guardarla con il favore degli anni che passano, ma che in fondo sono sempre qua a testimoniare tutto il bello che mi è accaduto e anche quello che è stato meno bello, ma che è servito a vivere questa vita. E quindi buon compleanno caro Giuliano, buon compleanno da noi di Sardegna Live, ma soprattutto da questa Sardegna che ti vuole davvero bene. Mi piace sempre raccontare la forza di Giuliano attraverso quelle porte che si aprono al tuo arrivo. Non importa se siamo nel nord dell'isola, nel sud o in altri contesti, ma c'è sempre davvero una persona che ti accoglie con un abbraccio, con un sorriso e soprattutto ti apre le porte di casa sua per invitarti un caffè, per offrirti una parola gentile. Come ricevi tutto questo? Ecco, intanto mi hai dato un'idea perché se farò un programma a breve lo intitolerò Casa Sardegna, perché mi dà proprio questo concetto che hai espresso, la dimensione della vita vissuta nelle piazze, tra la gente, che riassume, che è una sintesi un po' di tutto quello che mi è accaduto e di tutto ciò che ho voluto che accadesse, perché credo poi che le cose si determinino quando hai un sogno e questo sogno poi lo accarezzi, lo rinforzi, lo fai crescere con te. E l'idea di avere questo affetto forse è il nutrimento, è ciò che ti dà la misura un pochino di quello che fai, che magari non rincorri, non ricerchi a tutti i costi, ma quando ti arriva, ti appaga anche per i sacrifici e per i momenti meno piacevoli che comunque questa vita e questo lavoro ti danno. Che poi non si tratta solo di affetto, perché è una fiducia che le persone ripongono in maniera così spontanea in te. Aprire le porte della propria casa per accoglierti, e ripeto, in tutti i paesi si verifica la stessa situazione, è secondo me uno degli aspetti più belli della carriera di una persona che come te spende sempre tantissime parole per alimentare la cultura della nostra isola, per raccontare attraverso anche un po' di leggerezza quella passione che ci ritrova poi a stare sul palco insieme. La leggerezza è la chiave, è la dimensione, che poi non vuol dire superficialità, vuol dire vivere sempre dalla parte dell'ottimismo, quello che a me serve per accompagnare poi il viaggio. Perché nel mio ruolo, che è quello di intrattenere, che è quello a volte di informare, di accompagnare chi divulga, secondo me bisogna arrivare proprio planando con quella leggerezza e quella familiarità di cui stiamo parlando, ma anche con quel bisogno di creare un'armonia intorno e negli altri. Facciamo partire la nostra clessidra, mezz'ora di tempo, un racconto e due chiacchiere con Giuliano Maruggiu nel giorno, tra l'altro, del suo compleanno. Ma a te che piacciono le canzoni, se volessi tratteggiare questo percorso di vita con una canzone, quale sceglieresti? La vita è adesso. Perché? Da sempre, perché è una canzone che intanto all'interno ha tutto, ha il racconto di quello che io voglio essere, cioè uno che vive il momento, il presente, assaporando anche la delicatezza di uno sguardo che ti racconta, che ti restituisce sempre tante cose. La vita adesso è un po' come vivere a sogni aperti. E poi perché questa canzone ha rappresentato tanto in un momento particolare della mia vita, perché è una canzone del 1985, mia madre era venuta a mancare da poco, era l'anno del diploma, e quindi questa canzone, non lo so, è arrivata come anche un aiuto in risposta ad un bisogno, in quel momento anche di qualcosa che ti faceva stare bene e che ti in qualche modo dava un coraggio che magari cercavi e non avevi. E poi questa canzone mi ha accompagnato in tutte le fasi importanti della mia vita, prima di un esame all'università, prima di un debutto in una trasmissione che stava partendo, di uno spettacolo nuovo,
laddove c'era un qualcosa da inaugurare, questa canzone era la canzone che mi portavo accanto e dentro, e quindi è l'unica canzone che non canterò mai, però è quella che ascolterò sempre. Hai attraversato un passaggio del tempo, ma adesso la vita cosa ti porta a costruire? Quello che viene, cerchiamo sempre di governarlo con l'esperienza che abbiamo maturato nel tempo. E quello che invece dobbiamo creare, cerchiamo di rinforzarlo con quella forza di innovazione che poi ci serve sempre per attualizzare il pensiero, per non annoiarsi mai. Io ho paura della noia in generale. Tu che mi conosci bene lo sai, per cui rifugire alla noia significa vivere adesso la vita, ma sempre con una proiezione avanti, laddove siamo testimoni e presenza nel contempo. E quindi entrando nel concreto, in questo caso, a che cosa stai pensando? Stai lavorando su qualche progetto in particolare? Come ci vuoi regalare quella vita di adesso? Anche perché, come sapete tutti, Giuliano Marongiu ritrova nel suo confine professionale anche un confine di vita che è pubblico. Sì. Mi spiego meglio, Sì, che la vita privata di Giuliano poi alla fine è la vita, non esiste, è la vita pubblica, quello che vedete tutti i giorni è quello che lui fa in modo normale, con tutta la passione che può quando sale sul palco. A me piace sempre raccontare quella forma di Giuliano che si ritrova davvero nella sua dimensione sociale in quella poi professionale. Coincidono esattamente le stesse cose, tant'è che poi chi mi incontra al di là dei palchi e delle cose poi ha subito questa predisposizione naturale perché non vede differenze. Nei progetti c'è sempre il sogno da realizzare, nello specifico quello che mi piacerebbe tanto, e per la prima volta l'ho detto in qualche circostanza ma non ci ho mai creduto, mi piacerebbe tanto scrivere un libro, fissare dei concetti, appuntare delle fasi non solo della mia vita ma anche di quello che ho visto osservando la vita degli altri, questo cammino che è stato lungo, intenso e che sarà difficile poi sintetizzare. E poi nell'immediato sicuramente uno spettacolo molto bello, nuovo, che però ha una prerogativa che è sempre quella da quando io nasco dal punto di vista artistico, e cioè avere la gente con me e non dall'altra parte del palco. Ma quanto è importante ritrovare la gente, far parte di quello spettacolo, di quel racconto, anche perché tu ci insegni sempre, e la prima regola del tuo lavoro consiste nel ritrovarsi su un palco con migliaia di spettatori, un migliaio di persone o anche con pochissime persone e riuscire a rendere sempre nello stesso modo. Non è mai la quantità, ma è sempre la qualità dell'incontro che fa la differenza. Per cui vivere la dimensione dello spettacolo che coincide con il mio lavoro, ma coincide prima di tutto è la mia vita, con la stessa naturalezza. 10.000 persone, 3 persone è uguale. L'importante è creare quell'intesa di cui parlavamo e credo che questo lo si possa fare solo se c'è una dimensione di verità. Da una vita a raccontare la Sardegna che attraverso le sue tradizioni popolari dà il meglio di sé. Sempre parole gentili, ovviamente accompagnate da tanto studio, da tanta ricerca, dall'ascolto dei protagonisti di questa Sardegna. Nel corso del tempo, secondo te, le tradizioni di Sardegna come sono cambiate? Se sono cambiate? Sono in cammino. Io ascolto sempre con attenzione quelli a cui capita di dare voce nel momento in cui ci si incontra per capire un po' di più di quello che accade, di quello che arriva da lontano e soprattutto dentro lo sguardo verso il quale andiamo. Esempio, Bacchisio Bandino, che è una persona che io ascolto sempre con molta attenzione, sostiene che la tradizione non è statica, non è museo, è in cammino, vive col tempo che avanza. Chiuderla in un museo significa farla morire prima. Forse questo è stato anche quello che ho capito subito e che ho avvertito subito anche all'inizio di un percorso che insomma onora già i 30 anni
sono passati in un soffio, però ci sono stati tutti. E io in questi 30 anni ho visto questo cammino, ho visto la forma che è sempre sostanza, arricchire i contenuti della nostra appartenenza. Il fatto stesso che ci sia un passaggio anche di testimone nel racconto della nostra cultura popolare significa che ci sono nuove energie che danno del loro ad un prodotto che hanno saputo rispettare, ma nello stesso tempo innovare nel portare avanti, perché c'è sempre un elemento che condiziona tutto ed è l'entusiasmo e come vivi il racconto e come gli dai vita al racconto. E questo è sicuramente importante, non un dettaglio, a te in tanti dobbiamo grazie, ne hai visto di tutti i colori in questo mondo che cambia, che cammina, ma la televisione, il mondo della televisione, come è cambiato nel corso di questi ultimi anni? Allora, la televisione, ci pensavo proprio questi giorni e ci pensavo anche con particolare attenzione. Oggi non c'è più la televisione che io ho conosciuto e che ho contribuito anche col mio lavoro anche a creare, perché noi ci siamo inventati anche un modo diverso e nuovo di raccontare le cose e di fare la televisione. Intanto c'era uno spirito diverso, c'era una volontà come posso dire, più determinata, ma nello stesso tempo mirava anche a osare, a creare, a mettere in gioco la fantasia, oltre che il rispetto e il lavoro onesto e profondo. È cambiato molto, è cambiato tutto. Io oggi la televisione, per esempio, non la guardo più. Guardo alcuni spettacoli di intrattenimento sui canali nazionali. Mi piace quando ci si confronta e si dibatte su temi che riguardano il presente, però fondamentalmente a me la televisione di oggi non dà quelle emozioni che mi dava la televisione d'altri tempi e che mi dava anche nel farla. Io ho delle idee e sono forti, però mi chiedo, in un contesto come quello attuale, avrebbero la stessa presa, la stessa forza? Vedo un appiattimento, un qualcosa che non mi piace più. Del resto, le nuove tecnologie ci permettono altri ritmi, la possibilità di scegliere e di vedere quell'elemento che noi avevamo e che oggi non vedo più, cioè la fantasia, l'originalità, lo sperimentare in gioco attraverso altre piattaforme dove per esempio vedo in tanti giovani questo guizzo, questa cosa bella in cui riconosco il nostro gioco di allora. Se la televisione non ti dà emozioni, sono sicuro, ovviamente lo so per certo, che la musica invece ti dà numerosi spunti di riflessione, i concerti che a te piacciono tanto, ritrovare i personaggi di un tempo in un dialogo che costruisci anche con loro. Sì, questo per quel che riguarda gli aspetti quando ho delle opportunità che il lavoro mi offre o quando vado a ricercarle, perché a me piace moltissimo andare a vedere i concerti dal vivo, le presentazioni dei libri, cioè dove tutto si muove. Questo mi genera sempre curiosità, attenzione, fame di vedere, di sapere, di emozionarmi. Però qual è la domanda tua? Cioè, cosa vuoi sapere nello specifico? Volevo raccontare la tua vita privata in una domanda che ovviamente conteneva degli spunti che volevo capire come tu andavi a leggere. Quel Giuliano perdutamente innamorato della vita che si perde nei concerti, si perde nei dialoghi con davvero degli artisti che hanno costruito la televisione, ne hanno percorso la storia. Sono tante persone che tu vai proprio a incontrare, a ricercare. Sì, alcune le ho cercate in maniera spasmodica, anche perché sono stati dei riferimenti. Quando io ragazzino guardavo la televisione di cui parlavamo, quella degli altri, non quella che poi ci è capitata di fare qui nel nostro ambito, io rimanevo affascinato dagli spettacoli del sabato sera, pieni di luce, di colore, quei varietà veramente dove c'era lo studio dietro e poi la spontaneità della bellezza che veniva in primo piano e giocava col telespettatore, per cui
i programmi di Raffaella Carrà, Pippo Baudo, Corrado, cioè persone che da sole riempivano gli spazi e poi tutto intorno questi colori che ti rimanevano dentro e che segnavano il percorso. Io forse sono cresciuto con quei riferimenti e quando ho avuto modo di incontrare alcuni di loro, come Baudo, come la Carrà, per me è stato un pochino come coronare o chiudere, ecco, un percorso che nasceva dal sogno e che poi si concretizzava nel poterli vedere nella loro dimensione umana, che nel caso citato non mi ha mai deluso. Con Loredana Bertè ci si è ritrovati anche in Ogliastra, a Tortolì, nel corso di uno spuntino con un comitato. Sono persone che comunque interagiscono, con cui ti rapporti. Però ti devo correggere. Loredana Bertè... Era l'arrettore. Sì, te lo dovresti ricordare bene. Ne ha talmente tante che ovviamente ci si perde ogni tanto. Perché te lo devi dimenticare. Perché ho perso le foto. No, peggio. Il sogno della mia vita era incontrare Donatella Rettore. Sono riuscito a rovinarlo. Insieme, lui me l'ha rovinato, perché lei mi incontra, ci passa un giorno intero, ringrazierò per sempre la comunità di Tortolì, di cui lei era ospite, mi invitarono sapendo di questo desiderio, io facevo già anni in ora, Buonasera Sardegna, non mi ricordo, quindi avemmo l'occasione di intervistarla e questa intervista veramente fu anche il pretesto per stare insieme. È andata persa. Intervista, addirittura abbiamo cantato insieme e tu che curavi tutta la regia non si è mai avuto questo documento perché l'ha cancellato chissà in che forma. Colpa dei sistemi moderni. Non voglio... Ti riporto invece in un altro episodio. Tornarmi le parolacce. No, non farle riemergere. Abbiamo anche un'altra grande che abbiamo ritrovato alla Lanusei, Ornella Vanoni. Sì, simpaticissima. Un ricordo spettacolare perché anche in quell'occasione dovevamo intervistarla. Ti sei dimenticato le luci a casa. Non so se stai inventando o sta dicendo la verità, ma non mi ricordo. No, sto scherzando. Assolutamente. Però c'era un discorso di luci, perché andavamo anche con i nostri mezzi, che erano quelli che insomma avevamo a disposizione, non tanti. E lei, ricordo che ne venne fuori veramente un teatrino perché era una donna fantastica, di grande spessore e che oggi manca a tutti, ma è veramente una donna straordinaria, un'artista eccelsa. Ma rimaniamo alla Lanusei. Dovete sapere che per un suonatore di Launeddas su Stracasciu è qualcosa di importante, sacro. Di sacro, esattamente la parola corretta è questa. E noi ci siamo conosciuti per la prima volta sul palco del teatro di Lanusei. Io dovevo fare la mia esibizione, Giuliano si ritrovava lì a presentare tutta la serata e nel corso della serata io mi sono accomodato nelle prime file per godermi lo spettacolo, quando ad un certo punto raccontalo tu perché... Tenete presente che adesso oggi il ragazzo è diventato un uomo, allora era veramente un ragazzino e ovviamente parlando di un bel po' di anni fa si era tutti un po' agli inizi, no? Io decisamente più avanti di te, però tu eri... Insomma, in quella fase dove uno cerca le emozioni, l'applauso, insomma, quelle prime soddisfazioni che il lavoro ti dà. Tutto questo cosa c'entra? Per dire che lui era lì emozionatissimo in questa serata importante, eccetera, e a un certo punto si vede il suo Stracasciu sul palco con i biglietti della lotteria dentro perché non avevamo trovato altri... contenitori, che è già volgare dirlo così. È già volgare dirlo noi abbiamo visto questo ragazzo con la febbre a 40 in 30 secondi perché avevamo appunto in quel caso infranto la sacralità di quell'oggetto, però servì a farci conoscere. Assolutamente sì, a far nascere una bella amicizia. A Giuliano devo tanto e devo soprattutto il mio grazie, ma non per avermi insegnato questo mestiere, ma per avermi trasmesso la passione verso una Sardegna che si racconta davvero, come dicevo prima, con la sua anima più bella. A Giuliano piace scrivere tanto, lo fa ogni giorno appuntando tutto ciò che fa in un quaderno che in qualche modo è segreto, magari diventerà poi un libro. In tanti si chiedono e hanno tante domande da farti. Ricordo da poco che c'era su Facebook una discussione impressionante, il padre centenario di Giuliano originario, aspetti fammi finire, dell'Ogliastra, ne hanno scritto di tutti i tipi e di tutti i colori.
però Giuliano si svela e svela la sua parte più sensibile in questo modo da un po' di tempo a questa parte sulle pagine di Facebook, quando può raccontare della sua vita. Michele è tuo babbo, mi piace sempre chiamarlo come zio Michele, un vulcano, una forza della natura, perché non riesce mai a stare fermo, lui ha sempre qualcosa da fare. Penso che lui ti abbia trasmesso parte di questa energia. E poi ci sono quelle parole che, come dicevi prima, dedichi a tua madre, quelle parole che scavano dentro, quelle parole che forse in qualche modo, in questo caso esclusivo, ci danno la possibilità di entrare dentro un Giuliano Marongiu che è più riflessivo, animato da un'emozione del tutto particolare. Che è l'emozione di tutti, perché è l'emozione che tocca la sfera privata. Io ho la fortuna di avere mio padre, adesso immagino che stia guardando, lo dico sempre, lui non è uno che ti dà tante soddisfazioni, adesso un po' l'età l'ha addolcito, però insomma, il suo carattere ovodese, barbaricino, l'orgoglio di Sardegna lo ha sempre difeso e protetto dal resto del mondo, per cui sbilanciarsi troppo mai, però sono sicuro, ne sono certo, insomma, che è orgoglioso di come sono andate le cose, dei suoi figli, del lavoro che ha fatto come genitore, anche perché poi la madre è andata via presto e lui si è trovato in una situazione, insomma, non facile come tutte le persone che si ritrovano in quella situazione lì. Appuntare queste cose a volte serve un po', l'ho sempre fatto. Io da bambino, da quando ho 5-6 anni, ho sempre scritto ogni giorno, anche piccoli appunti, non so perché ho sempre avuto questa esigenza di fermare il tempo, ma io ancora oggi, se vado a vedere un quaderno di quando avevo 5-6 anni, so esattamente cosa ho fatto quel giorno. 3 cose. Mi sono alzato la mattina, sono andato in campagna, sono andato a fare una passeggiata la sera. Quello, oppure le cose importanti. E lì un pochino è tornato forse anche quell'abitudine, anche sui social, di appuntare e spesso anche poi di leggere nei commenti le vite degli altri, di confrontarle. Ed è un gioco molto interessante. A questo possono anche servire i social, non solo a insultare. Quindi li vedi come pro? Sì, li vedo come pro quando sono utilizzati bene, li vedo come derive e purtroppo sempre più spesso quando qualsiasi cosa accada a chiunque c'è sempre una squadra di professionisti dell'insulto e del non saper cos'altro fare che magari si cimenta in questa attività sportiva che io ritengo faccia male soprattutto a chi la fa, perché bene o male, poi voglio dire, se non hai altro da fare è molto triste pensare a come vivi. Ma la cattiveria ovviamente è ignobile sia sui social che nella realtà, vita, quindi si certo. etichettano in modo autonomo e si etichettano da soli. Bacchisio Bandino, ne hai parlato prima, siamo nel periodo del carnevale, dice dietro la maschera si nasconde l'identità di un popolo. In questo caso Giuliano Marongiu non ha una maschera, cioè, Giuliano Marongiu, come dicevamo prima, è così nell'aspetto pubblico, sul palco, ma anche nella vita privata. Anzi, forse nella vita privata è una persona più silenziosa, più riflessiva, perché poi quando sali sul palco tutti sappiamo quale forza e quale dinamicità riesci a trovare. Ti si può raccontare così? Sì, beh, è una bella cosa quella che hai detto, spero che sia così anche per chi vede da fuori. Un pochino una maschera magari ce l'abbiamo tutti ed è giusto anche che sia così, perché la maschera non è che nasconde e basta, a volte la maschera difende anche, no? Quindi diventa una protezione. Io per esempio sono molto attento a tenere la mia vita dalla mia parte, cioè anche quando raccontavamo poc'anzi i pensieri, le riflessioni, quello che può accadere nel tuo vissuto, cioè è racconto ed è anche mettere a disposizione parte di te, però poi la sfera affettiva, le mie amicizie, il mio gioco di vita, quello tendo a tenerlo da questa parte della maschera, che non vuol dire nascondere niente, ma proteggere e difendere sì. Che
che cosa vorresti augurare a te stesso nel giorno del tuo compleanno per i prossimi anni? Quale sogno? C'è un sogno nel cassetto che Giuliano Marongio non è riuscito ancora a realizzare? Guarda, me lo chiedo sempre e da sempre. Oggi ero a pranzo con una mia amica carissima che vive ad Alghero e si parlava proprio di questo concetto del tempo, no? Se siamo più per i rimpianti, quindi per la nostalgia, su quello che avremmo potuto fare e non abbiamo fatto e guardiamo al tempo migliore, se siamo più proiettati nel presente, se guardiamo di più al domani. A me piace, come posso dire, mescolare queste tre fasi, per cui in alcuni momenti è la prima, la seconda è quasi sempre e poi ovviamente guardiamo anche con attenzione al futuro. Però non sono mai riuscito a rispondere veramente a quale sogno vorresti che si avverasse. Forse perché nella realtà mi è capitato che anche i sogni che non ho fatto poi mi sono accaduti, ho capito mentre li vivevo subito dopo che erano i sogni che magari non avevo ma che si sono rivelati tale. La mia vita in fondo lo è. Io adesso non possiamo dire quanti anni si compiono perché non si dicono mai. No, questo deve essere una nuova moda. Anche perché tutti si stanno chiedendo il compleanno, quanti anni festeggia? 40, lo diciamo. Quanti? L'ho detto, adesso non farmelo 40, ripetere. l'importante è... ok. Si inquadra? Però non ditelo a nessuno, con qualche mese in più, ma va bene, si scherza, però voglio dire, in ogni caso, dipende da come guardi la vita. Se tu, quando arriva il compleanno, pensi che sono gli anni che sono passati e te ne rimangono meno da vivere, guardi la vita con una prospettiva diversa. Se pensi che hai dato tanto, ma che ti resta ancora un bel po' da fare... Guarda, io tornerei sulla vita adesso, così non si sbaglia e siamo oggi tranquilli. Il tema è lì, va bene. Ascolta Giuliano, ma c'è un artista... Hai capito che volevo uscire dalla domanda? Sì, ti ho fatto uscire, siamo usciti subito. Ti volevo chiedere, c'è un artista che ti ha colpito in particolar modo? Ovviamente mi riferisco alla nostra isola di Sardegna, qualche artista che davvero ti ha dato la possibilità magari di fare un passo indietro e di riflettere in modo autentico anche rispetto a ciò che stavi facendo, ciò che hai fatto? Ce n'è più di uno, ma non voglio parlare di nessuno. E cosa ti hanno insegnato? Ce lo puoi raccontare, dire? Qual è lo spunto di riflessione che ti è stato dato? No, oggi siccome è il mio compleanno e mi arrogo di questo diritto, voglio più soffermarmi a pensare a quanto io ho dato agli altri, perché spesso mi sono trovato a dire grazie, voglio pensare il contrario in questa circostanza, cioè come posso dire, senza ovviamente peccare di presunzione eccetera, però se veramente ho cercato di fare del bene a qualcuno e se nel mio fare è arrivato quel bene, ecco, vorrei concentrarmi su questo aspetto oggi, perché poi ci sono ovviamente le persone alle quali sono particolarmente care per me perché mi hanno dato una mano, mi sono state vicino, mi hanno accompagnato in tutti questi anni, però oggi voglio congelare i nomi, non voglio questo, voglio soffermarmi su quello che ci siamo dati, non solo su quello che ho preso dagli altri. Questo è ovviamente sotto gli occhi di tutti, anche perché tu hai parole belle da spendere per chiunque e io ne sono testimone in questo senso e tu rimani sempre defilato rispetto poi a quelli che sono i ringraziamenti e soprattutto i meriti da prendere, anche quando magari firmi davvero le direzioni artistiche degli eventi più importanti che in Sardegna riescono a catalizzare i riflettori di tanti e di tutti, quindi è un percorso che continua e siccome la vita è adesso noi ti auguriamo davvero di firmare altrettanti percorsi di successo, questa è senza ombra di dubbio la cosa più bella. Che sogno hai? Qual è il tuo sogno? Ma il mio sogno è quello di continuare a vivere in questo modo attraverso quell'isola che si racconta attraverso i suoni, perché sono ovviamente legato alle mie launeddas e sono legato a quel racconto che così come oggi vede i protagonisti di questa Sardegna, tutte le persone che riescono in qualche modo a fare bene per la nostra isola. E mi piace sempre dire che l'isola di Sardegna ha tanti aspetti che possono emozionare
e quando ci si ritrova dentro un'emozione, si provano davvero i brividi per una sfilata di carnevale, per un gruppo folk che sta danzando, per un canto a tenore, per le Launeddas, si è davvero nel mondo e nel contesto culturale più bello che ovviamente quest'isola ci ha regalato, di cui dobbiamo andare fieri e orgogliosi. E quindi a te il compito, invece di continuare a salire sul palco, è dare la possibilità alle tante persone che magari si tengono lontane, si tengono ai margini, di avvicinarsi a questo mondo, perché è davvero un mondo bellissimo. E a proposito di questo... No, volevo chiudere su questa cosa, poi vai tu. Penso che uno degli aspetti belli della nostra amicizia sia proprio quello che hai appena detto, cioè avere la fortuna anche di condividere la passione degli altri, perché noi diciamo sempre ho la passione, però il bello di questo lavoro che ci è capitato di fare è godere ogni giorno del risultato della fatica e del sacrificio che nell'ambito delle associazioni, dei singoli, ognuno ci mette nel dare, nel costruire qualcosa. E noi alla fine prendiamo proprio l'atto finale di quel lavoro e quindi viviamo, ci nutriamo delle passioni di tutti. E questo secondo me è l'aspetto più bello del nostro lavoro. Me l'hai fatto proprio mettere a fuoco mentre parlavi in questo momento. E credo che sia questo che cementa molto la nostra amicizia. Prima di chiudere, perché la nostra clessidra sta contando gli ultimi granelli del tempo, ti volevo chiedere una cosa e soprattutto sfatare un passaggio. Tradizioni di Sardegna legate solo a persone di età anagrafica alta, questo non è assolutamente vero, lo si vede, e ci sono tanti giovani che indossano l'abito tradizionale, che cantano, che suonano e che fanno bella la nostra isola di Sardegna. Da poco eravamo là e c'erano diversi gruppi folk di ragazzini, di bambini. Questo è, ti ricordi la tradizione in cammino? Aveva anche questa accezione, e la tradizione in cammino anche per un altro aspetto molto particolare, e lì torna la domanda tua sul mio spettacolo nuovo. Stiamo riscoprendo il piacere di essere parte dello spettacolo. Per tanto tempo c'è stato il palco e il protagonista, e il pubblico che guardava il palco e il protagonista. Adesso, in questo ho sempre creduto però in questa formula, ci ho fatto la mia fortuna. Il gioco delle parti che si inverte o che va a compensarsi è la nuova forza, cioè la piazza che balla, che si è riappropriata dei suoi suoni e dei suoi passi per ballare insieme, sudare fino a tardi, il cantare insieme, l'essere partecipi, e soprattutto questa spinta ci è arrivata dai giovani. Perché se noi andiamo a vedere i fenomeni degli ultimi anni, in piazza ci sono i giovani che ballano, chiunque ci sia sul palco. E questo è bello, perché vuol dire che il lavoro in tutti questi anni da parte delle associazioni e di tutti gli operatori dello spettacolo, della cultura popolare, non è stato invano. Ha iniettato quel giusto seme che sta dando i frutti. Il cantare insieme in uno spettacolo si può? Il cantare insieme in uno spettacolo si deve, e io vi aspetto nelle mie piazze, che sono le vostre, perché quest'anno faremo tante cose insieme, tante. Il nostro tempo è finito, caro Giuliano, è stato come sempre un piacere, grazie per essere stato con noi. Grazie a te e a voi per avermi ascoltato. Buon compleanno a Giuliano Marongiu, grazie a tutti voi per averci seguito, ci troviamo e ci ritroviamo in una prossima puntata.